Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con il sussidiario.tv di oggi, martedì 21 luglio 2026. In apertura, la 10ª notte di raid americani contro l'Iran. Trump sfida Teheran e punta a riaprire lo stretto di Hormuz. A Bologna è scontro tra Salvini e il sindaco Lepore dopo la morte di Abderrahim Fakir. Il leader della Lega difende gli agenti e chiede di attendere gli accertamenti. Il Carroccio rilancia poi sulla legittima difesa con un disegno di legge ispirato al caso Roggero. Negli Stati Uniti avanza il Save America Act, con nuove regole su identità e cittadinanza degli elettori. Alla Camera si apre il confronto sulla revoca della cittadinanza e sulle norme contro l'antisemitismo. Infine, il nucleare torna al centro del dibattito al Senato, tra sicurezza energetica, industria e autonomia nazionale. Questi i titoli, ora il giornale. Trump, i bombardamenti continuano. Hormuz, 10 notti di raid statunitensi. 10ª notte di attacchi americani contro l'Iran. Gli Stati Uniti hanno colpito centri di comando, capacità navali, siti missilistici e difese aeree per impedire a Teheran di minacciare le navi nello stretto di Hormuz. Trump ribadisce che lo stretto non può diventare un casello iraniano sul commercio mondiale. Teheran rivendica attacchi a una base americana in Kuwait e a un centro dati di Amazon in Bahrain. Notizie ancora da verificare. Quasi 100 militari statunitensi risultano feriti dal 7 luglio e ci sono caduti americani. Trump valuta una tregua oppure un'offensiva più vasta. Serve fermezza, ma con obiettivi chiari e una strategia d'uscita. Salvini sta con i poliziotti. Bologna è scontro con Lepore. Sulla morte di Abderrahim Fakir servono autopsia, immagini delle bodycam e accertamenti della magistratura, non sentenze di piazza. Matteo Salvini difende i 2 agenti e i 4 operatori sanitari coinvolti. La polizia era stata chiamata perché Fakir dava in escandescenze, un elemento che non prova responsabilità, ma non può essere ignorato. Salvini critica il presidio promosso prima degli accertamenti e accusa il sindaco Matteo Lepore di indicare preventivamente i poliziotti come colpevoli. Lepore replica di voler difendere lo Stato di diritto. Ma le garanzie devono valere per tutti, anche per chi indossa una divisa. Difendersi non è reato. La Lega rilancia su Mario Roggero. La Lega deposita un disegno di legge per ampliare la tutela di chi reagisce subito a un'aggressione armata nella propria casa, nel negozio o nell'attività professionale. Il caso di Mario Roggero diventa una battaglia nazionale. Per il Carroccio, lo Stato deve distinguere meglio tra aggressore e aggredito. Un commerciante rapinato non può trasformarsi automaticamente nel principale imputato. La maggioranza converge sull'esclusione dei risarcimenti civili per chi subisce danni mentre commette reati gravi. Forza Italia segnala possibili problemi costituzionali. Il testo non è ancora legge, ma il confronto sulla sicurezza è aperto. Trump blinda il voto americano. Avanza il Save America Act. Il piano repubblicano per portare avanti parte del Save America Act supera un passaggio decisivo alla Camera. Il progetto prevede requisiti federali per identificare gli elettori, prova della cittadinanza alla registrazione e fondi agli stati per la sicurezza delle consultazioni. Per i repubblicani, verificare identità e requisiti protegge il voto da abusi e contestazioni. Lo speaker Mike Johnson vuole inserire le misure in un provvedimento di bilancio per superare il blocco democratico al Senato. L'opposizione teme limiti all'accesso alle urne. Non è ancora una legge, ma Trump ha imposto il tema della credibilità del voto. Cittadinanza, ecco i doveri. Stretta su odio e slealtà. La cittadinanza non è soltanto un documento, significa appartenenza, rispetto delle leggi e lealtà verso lo Stato.
La Commissione Affari Costituzionali avvia le audizioni sulla proposta di revoca. Il Parlamento dovrà definire casi, limiti e garanzie. Nessuna generalizzazione contro cittadini stranieri o italiani di origine straniera, ma neppure una cittadinanza senza responsabilità. La Commissione esamina anche il disegno di legge contro l'antisemitismo. Nessuna tolleranza per minacce, propaganda violenta, intimidazioni o giustificazioni del terrorismo. Criticare un governo è legittimo, colpire una comunità è odio. Nucleare, superati i tabù. Energia e industria al Senato. Il nucleare torna nel Parlamento italiano. La Commissione Ambiente del Senato esamina i disegni di legge sull'energia nucleare sostenibile. Non significa promettere centrali domani, ma smettere di escludere per ideologia una tecnologia usata da molti paesi industrializzati. L'Italia ha bisogno di energia stabile, prezzi competitivi e minore dipendenza dall'estero per difendere fabbriche e occupazione. La Lega contesta un Green Deal fondato su divieti e costi scaricati sui cittadini. Il confronto dovrà riguardare sicurezza, tecnologie, investimenti e scorie. Riportare il nucleare nella strategia nazionale significa scegliere pragmatismo e autonomia. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Il bivio di Trump sull'Iran. Armi, petrolio e midterm. Trump non può permettere che gli ayatollah trasformino Hormuz in un casello sul commercio mondiale. Da quello stretto passano petrolio, merci e una parte decisiva della stabilità economica occidentale. Difenderne la libertà di navigazione tutela gli interessi americani e degli alleati. Sherif El-Sebaie, intervistato da Paolo Rossetti per il sussidiario.net, attribuisce il fallimento dei negoziati all'intransigenza di Teheran. L'Iran avrebbe usato commercio internazionale e midterm americani come leve di pressione, pretendendo pedaggi sulle navi e trattando Hormuz come acque iraniane. La fermezza, però, costa. Una guerra lunga consumerebbe arsenali, farebbe salire petrolio e inflazione e offrirebbe ai democratici un'arma contro la Casa Bianca. Le monarchie del Golfo, d'altra parte, non vogliono un Iran più forte e vicino alla bomba atomica. La pressione deve condurre a un accordo chiaro e vincolante, senza lasciare agli ayatollah il controllo del Golfo, né consumare uomini e consenso senza strategia. Green Deal mascherato. Bruxelles presenta ancora il conto. Bruxelles ha cambiato l'etichetta, ma il prodotto resta lo stesso. Obiettivi decisi dall'alto e costi affidati a famiglie e imprese. L'Electrification Action Plan punta a portare l'elettricità dal 23 al 46% dei consumi europei entro il 2040. Gianclaudio Torlizzi, fondatore di T-Commodity, lo definisce sul sussidiario.net il Green Deal travestito. Ridurre dipendenza e inquinamento è condivisibile, ma elettrificare case, fabbriche, trasporti e centri dati richiede reti, accumuli e investimenti enormi. Secondo Torlizzi, mancano risorse proporzionate. I grandi gruppi potranno ottenere incentivi, mentre famiglie e piccole imprese rischiano obblighi e bollette. Sostituire il gas russo o medio orientale con pannelli, batterie e componenti cinesi non crea autonomia, ma una nuova dipendenza. Senza nucleare e reti robuste, la transizione avrà ancora bisogno del gas. Il rischio? Bollette più care, industria più debole e Cina più forte. E su queste domande si chiude l'edizione di oggi del TG di Radio Libertà con il sussidiario.tv. Grazie per averci seguito. Appuntamento a domani, stessa ora, sulle frequenze di Radio Libertà. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato